I consigli di amministrazione di Padova Hall e di Interporto Padova in maniera parallela e separata hanno approvato il progetto di fusione e le ipotesi, appunto la forchetta dei rapporti di cambio, e quindi adesso verrà indicato un esperto del Tribunale per procedere e probabilmente nell'arco dei prossimi mesi avremo la possibilità di arrivare a un'assemblea per finalizzare la fusione per incorporazione. Il dado è tratto o quasi. La fusione per incorporazione tra Interporto e Padova Hall, la società che gestisce la fiera, è avviata. L'integrazione tra le due realtà padovane ora è legata al giudizio dei soci delle due società, un'operazione per un valore complessivo di circa 430 milioni di euro. Se l'assenso dei soci ci sarà, che si potrà finalizzare in autunno. Ci sono dei passaggi tecnici, dipende anche dai tempi dell'esperto del Tribunale, quindi sono passaggi, diciamo, di tipo procedurale. Interporto intanto ha sottoscritto un altro importante accordo strategico con V6, società dell'Università di Padova che gestisce l'Internet Exchange Point, il centro d'ateneo che offre connettività alle aziende. Questo accordo permetterà ad Interporto di fornire un servizio, di non dipendere più da un unico fornitore in termini appunto di servizi di rete, e di fornire un servizio quindi migliore alle aziende che fanno parte di Interporto. Interporto sarà autonomo, Interporto sarà anche più resiliente. Oggi la parola resilienza nel bene e nel male è diventata insomma di moda, e sarà anche, potrà fornire maggiore sicurezza anche nella gestione dei dati. Anche la cyber security, come sappiamo, è un tema. Quindi grazie alla collaborazione con V6 sarà possibile tutto questo.